Vi sto per raccontare una storia triste. Vi chiedo di non mostrare questo video ai bambini. Ho parlato con Babbo Natale in persona e mi ha confidato di essere a un passo dal mollare tutto e appendere la slitta al chiodo. Ebbene sì, mi ha giurato di trattare i suoi dipendenti in modo giusto, eppure non basta più. C'è ad esempio chi come Elfa Smaltina che ha mollato l'indeterminato per fare le unghie in casa. Lavora in nero senza paura di pubblicizzarsi su Instagram. Guadagna bene ottenendo quello che voleva. La massima flessibilità per badare ai suoi figli. C'è invece chi come Elfo Trucciolino che si è fatto licenziare di sua spontanea volontà. In questi mesi prende la disoccupazione, fa 2 lavoretti extra da amici e parenti e ha tutto il tempo di dedicarsi alla sua più grande passione. E poi c'è chi come Elfo Slittalunga non riusciva a ottenere il mutuo per comprarsi casa. Si è licenziato, decidendo di sfruttare, diciamo così, la sua grande dote su una piattaforma per adulti. In un anno si è comprato la villa con piscina. Nel frattempo Babbo Natale è disperato, continua a fare colloqui nella speranza di assumere nuovi elfi, assicurare la fabbricazione e la consegna dei regali, ma appena sentono che bisogna lavorare su turni, spariscono più veloci delle renne davanti al termometro del veterinario. Babbo Natale, credetemi, è esausto. Il laboratorio oggi è spento e un'era, forse, sta per finire. Dai, non siate tristi. Se vi manca il pacco da scartare, iscrivetevi subito al mio canale.